Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del Comandone Veneziano, siamo su PES 2013, prima partita ufficiale con la nazionale, qualificazioni Euro 2016. Ragazzi, io sono in panchina, va bene, però comunque io so dove solo la prossima destinazione del Comendone e voi no, scusate ragazzi, momento di panico comendiano. Comunque ho visto i commenti, avete indovinato in tanti, siete grandi, siete fenomenali. Andiamo ragazzi a dominare contro la Secondo tempo ragazzi, Italia-Serbia ancora 0-0, partita difficile, la Serbia ha sfiorato il gol parecchie volte. Prima partita ufficiale nazionale per il Comendone fino ha fatto merdone nazionale, tantissimi gol, fuori rossi dentro veneziano. Un Comende nazionale stratosferico. Perché devo cancellare la stagione di merda con il Monaco. Bravo Comendone. No, che cazzo. Dai fioi, dobbiamo qualificarci. Coca-Cola Rob per Matic. Matic per Kacar. Kacar a Matic. Ljajlic. Attenzione alla Serbia e c'è il mamma mia un altro quasi gol serbo. Mamma mia, stiamo giocando malissimo. Dopo delle amichevoli meravigliose, una prima partita ufficiale di merda, molto molto bene. Però gli avversari sono più forti, perché dopo abbiamo che la Spagna mi pare, dopo un girone di merda. Vai Comendone. Bello, questo dopo un tiro magico, the magic shot. Dai fioi, dai. Brkic, l'uomo che sussurrava i palloni. Per Krasic. Kacar per Coca-Colarov. Coca e anche Kolarov, ma no. Il Comendone dalla carica. Coca-Colarov per Matic. A Coca-Colarov. Buttala via. Ma no, stiamo soffrendo con la Serbia ragazzi. Buona squadra, ma sicuramente non all'altezza degli uomini di Cesarone. Fallo su Subotic, l'uomo che arriva subito. 55esimo. Subotic, rinvio. Attenzione Krasic per Kuzmanovic. Il Kuzma, grandissimo. Italia, vai che andiamo. Bravissimo, andiamo, l'Italia si invola. Il Comenda ed è sempre lui nazionale. È sempre lui. E Balotelli, che bella scena ragazzi, il Balo è veneziano. Che bello. Eurogol ragazzi. Mamma mia il Comendone, che sgroppata. 1-0. In nazionale c'è solo lui e segna sempre lui. Subotic per Vidic che vede molto, per Kacar. Mamma che Comenda in nazionale, mamma che veneziano in nazionale. Dobbiamo fare anche tutte quante le statistiche di fine stagione per capire chi ha vinto le varie competizioni. Ancora veneziano e stavolta recupera bene la difesa serba. Kacar. Attenzione, ancora veneziano scatenato. Mamma mia, nazionale veneziana è qualcosa di schifoso. Esce il principino, il piccolo faraone. Aleksic. Grande Comendone, grande in nazionale, vai Comendone, bravissimo. Ancora veneziano, passaggio meraviglioso per il Balo, Marietto, poveretto, Subotic, per Kuzmanovic. Dai ragazzi, andiamo, continuiamo così, che in nazionale siamo noi più forti. Comendone, peccato, un passaggio un po' troppo pretenzioso questo per il talentino veneziano. Entra Giaccherini, esce Super Marietto, Fei. Passa, buttala in mezzo, Escia, il Comendone, mamma mia! Per poco il doppiettone veneziano. E in nazionale c'è solo un uomo, il Comendone.
Oh Kumendale, oh Kumendale, oh Kumendale, oh Kumendale. Il veneziano, il veneziano. Uomo di classe pura. No, il Shaarawy velo, ma un velo di merda. Dai ragazzi, 73esimo. Radovanovic, il Radus. Bravissimi ragazzi, bravissimi. Mamma che nazionale, mamma che nazionale. Quanto mi gasa la mia nazionale. Vai Comendone, lo stacco, passala però. Entra Borini, esce il principino Marchisio. Vai di testa, il veneziano, peccato. Cacciar recupera una grandissima Italia nel secondo tempo, merito del Comendone, l'uomo del destino. Bellissimo per Elsha. Attenzione, un po' di casino. Abate, sbaglia tutta. Dai, il cross della vita. Il cross della vita. Rimessa laterale. Bravi. E il Comendone stacca, invece c'è Elsha fuori. Stefanino Elsha. Forse il mio prossimo compagno di squadra, chi lo sa? Chi lo sa, ragazzi? Bravo Comendone. Elsha, Stefanino Elsha. Vai Comendone, vai Comendone, vai Comendone. Elsha, Stefan, il faraone, il piccolo faraone, numeri del faraone. Mamma cosa ha fatto il faraone. Mamma cosa ha fatto il faraone. Cosa ha fatto il piccolo faraone. Dai che ha fatta, dai ragazzi, stiamo buoni. E portiamo a casa i primi 3 punti in queste qualificazioni. '86esimo. Bravi. No, pippone obeso. Io sono curioso di vedere le qualificazioni a Euro 2016 perché ci dobbiamo qualificare, siamo troppo forti, siamo troppo un'Italia meravigliosa. Vai Elsha, no, niente da fare, troppo lunga. In questa estate niente riposo per il Comendone, ma qualificazioni. Occhio, dai che roba nostra, dai che roba nostra, dai che roba nostra. Bravo vecchio, bravissimo. Bravi ragazzi. Vai per Elsha, vai per il piccolo Elsha. Dai piccolo Elsha. Ah, peccato. Grandissimo 1-0, gol del Comendone. L'Italia domina grazie a un Comenda veneziano strepitosamente strepitoso. 7,5 Verrattino, 6,5, io mi andate a cagare. Vediamo la classifica. La Spagna ha vinto, girone comunque non semplicissimo, comunque 3-3-3, buono buono buono. Guarda quanti gironi, tutti i gironi chiaramente, che bella sta. Queste cose sono chicche di PES secondo me. Buono. Grande Ucraina, anche io sono chiaramente tifoso anche dell'Ucraina. Ancora in panchina contro la Spagna. Però ragazzi questo è veramente un match duro. Però c'è Kai e Con, Bojan, Pedro, Xavi e Iniesta non ci sono, quindi la Spagna rivoluziona. Ragazzi è entrato il Comendone proprio con l'1-1 di Balotelli al 65esimo. 1-1. Grandissimo, se andiamo a vincere in Spagna, questa è la prima vera partita nazionale contro la super squadra. Bravi ragazzi, dai subito il gol del Comendone, si segna ancora subito ragazzi, veramente viene giù lo stadio. Fuori gioco, non ci credo, il Comendone l'aveva messa. Offside comendiano. Mamma mia, però il Comendone in nazionale ragazzi è una cosa devastante. Vai ragazzi, questa è l'occasione della vita, insegnare subito ai spagnoli. No, qua è mancata la mia freddezza comendiana da bomber, non ci credo. Non ci credo, non ci credo. Passala di là, bravo, bravo, bravo. Buono. Mettila in mezzo, ma prima, leprotto in calore che non sei altro. Ma che cos'è sta merda di rimessa? Buttala su.
Tira, tira, e c'è il 2-1 con la Spagna. E vaffanculo, grande Giacche. Grandissimi. Grandissimi. E questa volta il Comendone però non timbra il cartellino, ragazzi. Prima volta... Fabregas no, Callecon no, il Kai e c'è il gol. Ma puttana merda. Ma puttana schifosa, non ci credo. Potevamo già ipotecare la qualificazione, ma va. Svizzera-Italia, Comendone titolare e si gode. Vai. Vai Svizzerotti. Perché siamo secondi in classifica. Le qualificazioni a Euro 2016. Vai Fiori. Finora ho 7 partite nazionali, 8 gol, quindi c'è una roba grande, eh? Penso neanche Riva. Vai Balo, vai Balo! 1-0 Italia dopo 2 minuti di gioco. Mamma mia che nazionale, mamma mia che nazionale. Un'Italia veramente incredibile. Peccato 1-1 proprio all'ultimo secondo e piccolo infortunio a Veneziano dopo pochi minuti. Speriamo niente di grave, veramente una stagione sfortunatissima. 1-1 vittoria contro la Serbia 1-0 e Spagna 2, Svizzera 0, quindi siamo primi Italia e Spagna. Molto molto bene, saremo proprio scontro diretto per il primo posto contro gli spagnoli. Vai ragazzi, e José Mourinho presenta il Comendone al Chelsea. Ecco la nuova squadra, ragazzi. È un grande onore, un grandissimo onore, ragazzi. Siamo al Chelsea di José Mourinho. Ho vinto la Supercoppa, l'Europa League contro il Chelsea, ragazzi. Incredibile. Pazzesco. Eccolo qua, bello come il sole, il nostro Comendone. E quindi, ragazzi, siamo al Chelsea. Secondo tempo, ragazzi, sempre 0-0 e Mourinho in tribuna. Mourinho in tribuna a seguire il Comendone, il talentino veneziano. Mourinho ha detto, ragazzi, il Comendone è qualcosa di meraviglioso. È un fiore dei petri d'acciaio come Ibrahimovic. Dai ragazzi, a parte queste stronzate, cerchiamo di vincere sta cazzo di partita. Vai Comendone, lancia Elsha, peccato. Xavi. Fallo su Schelotto forse. Allora, se c'è Schelotto me ne vado dalla nazionale. Aspetta un attimo. Schelotto, ragazzi. Cioè Prandelli ha convocato Schelotto, l'uomo più brutto del mondo. Ma no, maledetto Schelotto. Vai, Spondone. Mamma mia, quasi autogol. Dai ragazzi, che possiamo battere questa Spagna di merda. Non li sopporto più, sti drogati del cazzo. Poi Comendone è fuori. Attenzione Thiago. Mamma che culen. Che culen. Occhio, Negredo, grandissimo. Sta Spagna c'è però. Cioè, siamo senza il Balo però mi pare. Dov'è il Balo? Buono. Non perderla, Spicueta recupera Xavi. O Xavi. O Trombamientus. Silva. Il Comenda sta vaneggiando più del solito perché vuole segnare a sti spagnoli maledetti. Vai, Elsha, bravissimo. Non è Elsha, chi cazzo l'è? Non è Elsha. Ancora Giampaolone De Gea. Perché lui è Giampaolone, ragazzi. Perché lui è il Giampaolone. Vai, Comendone. È ancora lui, è ancora De Gea. De Gea, sto gioco ragazzi è una bomba.
Nella realtà si è bravo tra i pali, però nelle uscite, ragazzi, è una pippa. Tiri in porta 2-13, ragazzi, Però siamo sullo 0-0. Questo è il calcio, ragazzi. Silva per José Angel. Thiago, Alfonso, Xavi, Thiago per Negredo. Bravo Comendone, andiamocene. Bravissimo. Poi Comendone entra in area, passa da molto bene. Vai Schelotto può fare una vez. Se Schelotto viene giù lo stadio, ragazzi, 64esimo. Ancora 0-0 tra Esp contro Ita. Bravissimo Comendone, involati verso la gloria. Vai Veneziano. E c'è un gol mostruoso del talento veneziano. Italia 1, Spagna 0. Niente da fare, ragazzi. In nazionale c'è solo il Koeman. In nazionale c'è solo il Koeman. Mamma mia. In nazionale c'è solo il talento veneziano. Olè, la, olè. E la Spagna forse in culetto ce l'ha. José Angel, vaffanculo. David Silva, vaffanculo. Oh mio Dio, già il pareggio, no dai. Questi cori meravigliosi. Fallo di Thiago, vergognati, balordo. Esce il veneziano, madonna, tra gli applausi, che bello il veneziano. Entra Giaccherini molto alto il Jack. Guarda che bello quel prandelli. Perfetto, quindi l'ultima partita possiamo andare anche in vacanza e cominciare, ragazzi, molto bene. Una cosa, azzarda 103 come punteggio, una cosa un po' scarsa. Comunque sono titolare contro West Bromwich United nella prima partita tra West Bromwich United appunto e Chelsea. Vai ragazzi, Mourinho, debutto in Premier League, tensione altissima al The Highwards, bellissimo. Subito titolare per la prima con la maglia del Chelsea, siamo in Premier League con la quale atmosfera inglese, con un Hazard che ha solo 103 come punteggio massimo, quindi insomma proprio scarso. Io voglio cambiare scarpe ma non mi danno mai quelle che voglio veramente. Molto bene. Siamo in Premier, ragazzi, questo è un campionato forse in questo momento il più bello del mondo, purtroppo, perché da buon italiano mi dispiace, visto che è stata la Serie A per tanti anni, ma adesso forse il campionato più competitivo, la Premier League. Jim Morrison, ragazzi. Abbiamo un cantante in campo, Long. Dai ragazzi, voglio subito una grande prestazione nella prima giornata. Mourinho ha detto che è molto fiducioso, il Comendone secondo lui è una stella meravigliosa. Mourinho di solito non sbaglia mai. Il Comendone ha detto che vuole fare al Chelsea quello che non è riuscito a fare per motivi ancora sinceramente ignoti al Chelsea, Shevchenko, quindi vuole fare più di Sheva al Chelsea. Purtroppo non sarà difficile, visto che Sheva purtroppo ha fatto poco al Chelsea e poi vuole andare al Milan, però e vuole diventare il nuovo Andrì. Mourinho ha detto che vede nel Comendone un misto tra Ibrahimovic, Van Nistelrooy e Pippo Inzaghi. Bella, debuttiamo con il gol e c'è l'imparata del portiere, ma subito un Comenda devastante. Il numero 11 comunque, niente, il 7 non me lo danno, vaffanculo. Dai ragazzi, mettila in mezzo subito che di testa e subito veneziano, debutto meraviglioso in Premier League. Di testa ragazzi, in Inghilterra, ciao. È il mio pane, ragazzi, è il mio pane quotidianus. Eccolo qua. Tac! Subito 1-0, ragazzi. Mamma mia, che inizio. Che inizio, ragazzi. 1-0 per gli uomini di José Mourinho. Jacob. Il piccolo Jacob per Jones. Jones, come non è esaltato, ragazzi. Gera. Oh, Gera la mette in mezzo. Il calcio inglese, tanti cross, lanci proprio perfetti per il Comendone. Vai veneziano. Poi c'è una grandissima squadra.
fallo e ma va a cagare. Ridgewell per Thomas. Molto bene, questo Chelsea mi esalta. Mourinho sembra felice in panchina. José, i campioni d'Inghilterra del Chelsea, vogliono il double, anzi vogliono il trouble. Champions, Premier League ed FA Cup. Raid per Long, vai corti. Molto bene questo Chelsea. Ormai il Monaco è un lontano ricordo, ragazzi. Dai che nostra, corri Forest. Ah, peccato. Daniels recupera, 20esimo, BBA 0, Chelsea 1. Retro il comandone di testa. E ancora il veneziano, mamma mia, sembra un Chelsea devastante. Subito dopo la prima partita, mamma, per poco. Jones. Per Gera, per Morrison. Dopo andiamo a vedere anche gli acquisti, vediamo se c'è qualche acquisto strano in questa sessione di calciomercato. Perché poi, ragazzi, quando si ritira un giocatore, tipo non so, si ritira Messi, rinasce Messi di 16 anni praticamente. È una cosa secondo me bella ma anche brutta. Alla fine è una via di mezzo che ci può stare. Vai ragazzi, vai che andiamo per il 2-0. Sto Chelsea mi sta piacendo tanto, Buono. Ah, peccato Jones. Morrison per Gira. Bravo. Altro che Monaco, ragazzi, con tutto il rispetto, che ho vinto anche tanto, ma sto Chelsea mi sembra leggerissimamente più forte. Vai. Peccato. C'è proprio l'atmosfera della Premier League, ragazzi. Morrison per Jacob per Durance. Bravi ragazzi, molto bene. Vai comandone. Il comandone si accentra e prova un tiro incredibile. Mamma mia, come è partito il comandone in questa Premier. Alan recupera. No, bravissimo, mamma che squadra. Mourinho ha creato lo squadrone, possiamo vincere la Champions con questi, Ho sbagliato io, mi sto lasciando prendere un po' dell'entusiasmo, voglio segnare da solo io praticamente. Calma che c'è anche una squadra. E che squadra? Durance, fuori gioco. Offside. Veneziano, spondone veneziano, cappellata veneziana. Molto bene, la difesa sembra impenetrabile. Alla fine è il nuovo Fernando Torres con sto cappello. Red per Long. Molto bravo. Passaggio un po' così, ma il veneziano ne c'è. Tiro fuori, peccato. – 42esimo, il primo tempo è andato, ma un Chelsea strepitoso e un Koumenda meraviglioso. Ottimo. Vai che andiamo, peccato. Dai che voglio il doppiettone la prima giornata. E c'è la parata del portiere, non che credo, madonna come sto giocando, ragazzi. Dai che forse la Premier è la mia dimensione. Vai comandone, che roba tua. Proviamo un cross, che se non sono molto bravo nei cross. Però siamo in Inghilterra, quindi il cross è d'obbligo.
Vai Comendone, c'è il 2, no, no, un buco sulla porta ragazzi, non è possibile, era gol questo. Secondo tempo. Tamas, Hallan. Fallo. Jacopo, punizione per il VBA. No, cagata Ridwell. Dobbiamo chiudere, però non si sa mai, ragazzi. Alan. Bravissimi, ragazzi. E involiamoci. Bravo. Molto bene. Vai per il cross. Veneziano ancora fuori. Madonna, sti qua come crossano però. Come crossano. Che godimento lento. La. Fammi godere. Jacob. Attenzione Long, no, il beffone obeso. Long fuori. E abbiamo check in porta. Un impenetrabile, ragazzi, me lo ricordo in finale. L'impenetrabile. Long, no, la cagata, no. Che cool. Secondo tempo un po' così, sinceramente. Durance. Raid. Silenzio, per cortesia, silenzio. Adesso sto rischiando. Dopo 1000 occasioni, adesso si rischia. Cagarda. Bravo veneziano, che recupero da campione. Morris, attenzione, il VBA sta tentando il tutto per tutto adesso, però Gira. Long. Stiamo calmi, ragazzi. Mourinho è incazzato nero, Cioè, Mourinho è pronto con una banana in culo se non vinciamo sta partita, Veneziano la mette in profondità. Haaland per Morrison. Riders on the Storm. Jacob. Jones. Buttala via. Ma cos'è questo secondo tempo, ragazzi? Secondo tempo di merda proprio. Morrison. Jones. Ocio. Buttala via quella merda. Vai Comendone. Bravissimi, dai, che andiamo a chiuderla. Grande parata. Il portiere c'è. Riders on the Storm. Ok. Vai Comendone. Ancora miracolo, ma non è possibile. Non è possibile. Dai, un altro gol di testa. Che casino. Rimessa laterale per gli uomini di José Mourinho. Vai Comendone di testa. Mamma mia, incrocio dei pali forse. Non è angolo, incrocio dei pali. Peccato. 20 minuti. Jack Daniels. Un buon Chelsea, però ha fatto una 20 minuti veramente nel secondo tempo di merda. Buonissima azione, tira, c'è anche il primo assist, 2-0. Primo assist in Premier. Grandissimo gol del Chelsea, 2-0. Sì. Lukaku. Ottimo 2-0. Fallaccio comendiano questo. Assist e gol, forse doppietta. No, questo è un tiro proprio di merda.
Oh, la 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 la. Ottimo inizio, sono proprio contento di sto inizio, ragazzi. Brandt per Long. Vai Comendone, bravissimo. Passala, passa che sono qua. Mamma mia. Dai che voglio il doppiettone la prima giornata. Me lo merito, cazzo. Fallo, Astros. Mamma mia, ho rischiato un infortunio anche. Oh, entra Torres. Tanto hai perso il posto, Ninius. Che punizione. Attenzione, stand di Ovation per il veneziano, entra Lucas Piazon, giovane stellina del Chelsea. Vediamo un po', vediamo la fine, dai. Piazon, Hazard, Long, Lukaku, peccato. Gira, cerchiamo di chiudere 2-0, Long. Azpilicueta, Lukaku. Lucacone. Morrison. Dai che mancano 2 minuti. Ottima prima vittoria Azpilicueta, Lukaku. Cahill, Ramirez. Azpilicueta, Lukaku ancora. E andiamo a chiuderla. Dai che è finita, Jones. Il diario di Bridget Jones, dai Bridget. Finita, grandissima vittoria per il Chelsea 2-0, Comendone e Lukaku. E anche assist per veneziano. Comenda 7,5, si parte con un 7,5, guarda che gollazzo, che forte che sono. Assist 1, gol 1, perfetto. Abbiamo la prima classifica con il Tottenham, Southampton, sorprese, lo United, sconfitta per lo United. E tutto il resto normale, va buenos. Prossima partita col Manchester City, ragazzi. Però adesso un salutone dal Comendone. Indovina un po', Premier League. Ho visto queste scarpe di merda, che bello. Buono ragazzi, un saluto dal Comendone veneziano. Grandissima nazionale con la qualificazione agli europei. E prima giornata 2-0 con gol e assist comendiano. Raga, un saluto dal Comendone, Chelsea veneziano. Allora ragazzi, vai, ricapitoliamo i vari trofei per la stagione 2015. La Champions League l'ha vinta la Juventus, complimenti alla Juve, ha vinto una squadra italiana, sono felicissimo. L'Europa League Borussia Dortmund, la Supercoppa tra Juve e Borussia, ha vinto il Borussia. Libertadores, ecco mi sono dimenticato, ha vinto il Boca Juniors ai rigori. Eccolo qua il Boca Juniors, così è finito il dominio brasileros. Serie A ha vinto l'Inter, Team Cup la Roma, e la Premier League il Chelsea a 106 punti, incredibile. La FA Cup ancora il Manchester City, Ligue 1 PSG purtroppo, Coupe de France Marseille per la seconda volta, Liga al Barcellona, Coppa del Re Barcellona, Bundesliga al Borussia, quindi il Borussia ha vinto Supercoppa, campionato e Europa League, incredibile. La Coppa di Germania al Bayern, campionato Portogallo al Benfica, la Coppa del Portogallo al Benfica, la Eredivisie il PSV, il Vitesse la Coppa d'Olanda, UEFA Best Player ancora Messi, vaffanculo Messi, il Pallone d'Oro, vabbè sappiamo Messi, i miei trofei, una Liga, una Europa League, una Supercoppa, in nazionale ha fatto 9 presenze, 9 gol, 2 assist, 565 minuti giocati, media voto 6-9. Le statistiche col Monaco, chiudiamo a 54 presenze, 31 gol, di cui 5 in Europa League e 1 in Champions League, 14 assist, 3 in Europa League, 4047 minuti, media voto 6-7. MVP della stagione 1, MVP totale 17, top 11 una volta. Quindi questa ragazzi è la carriera comendiana. Raga, veramente adesso è tutto. Un saluto del Comendone veneziano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.